Io vorrei ringraziare inizialmente la Fondazione Sardinia, prima di tutto perché ha organizzato un convegno sull'oggetto che appunto è stato illustrato in precedenza, un convegno che io sono certo potrà dare un importantissimo contributo, non per merito mio di certo, a chiarire una problematica, quella sul federalismo, che io reputo costituisca soprattutto attualmente oggetto di molte confusioni, di molte ambiguità e ovviamente di molte strumentalizzazioni. E voglio ringraziarla anche perché mi ha fatto l'onore di chiedermi di presentare una relazione in una mattinata che è dedicata a problematiche storiche, così mi è parso di capire. Se non che io non sono uno storico, come chi mi conosce sa bene, non sono uno storico, ma in più non ho purtroppo sufficiente sensibilità storica, quindi non sono in grado di, come dire, dare dei contributi per una maggiore comprensione storica del fenomeno considerato. Io piuttosto mi colloco, come dire, nell'attualità e per quanto sia difficile per me, mi colloco anche in prospettive future, nel senso che cerco di individuare soluzioni che appunto abbiano valenza presente e futura. Benché non sia uno storico, io ringrazio appunto per l'invito a dare un contributo a questa prima mattinata di lavori, ma devo precisare che appunto non presenterò analisi storiche, mi collocherò piuttosto nell'attualità, dovendo parlare con riferimento a un processo storico, il processo di integrazione europea. Non potrò evitare di fare considerazioni relative alla fase iniziale e alla prosecuzione del processo stesso, ma ripeto sempre nell'ambito della mia assoluta insufficienza di prospettare analisi storiche. Detto questo, vorrei precisare il mio punto di vista per la verità non sufficientemente conosciuto anche da chi credo mi conosca bene rispetto al problema del federalismo. Secondo la mia concezione, il federalismo non deve avere attributi qualificativi. Il federalismo si qualifica da sé, nei limiti in cui si riesca a individuarne le caratteristiche necessarie e sufficienti perché appunto possa essere considerato federalismo. Da questo punto di vista, come cercherò di giustificare successivamente, io credo che sia completamente sbagliato distinguere tra federalismo solidale e federalismo egoistico, ma pure, mi consente il mio caro amico Gianfranco Contu, tra federalismo interno e federalismo esterno. Il federalismo è federalismo. Il problema è qualificarne le caratteristiche. Il problema è far riferimento a un modello, quale rappresentazione della realtà che contenga gli elementi necessari e sufficienti perché quella realtà sia qualificabile appunto sulla base di quel modello. Allora il problema al quale cercherò di dare una risposta è quello di individuare quali sono gli elementi essenziali perché una realtà possa qualificarsi federalistica. Questo è il punto vero. Dire che il federalismo deve essere solidale sarebbe come dire che il santo deve essere santo. Il santo è santo, il diavolo è diavolo, il federalismo è federalismo. Questo è un discorso molto, direi, necessario rispetto
alle prospettive che io cercherò di proporre, perché appunto molte delle ambiguità, delle strumentalizzazioni che giustamente lo stesso collega che mi ha preceduto ha segnalato come elemento che inficia il progresso culturale in tema di federalismo e non solo in tema di federalismo, dipendono appunto dal fatto che non ci si soffermi sufficientemente a dare un'adeguata qualificazione di federalismo, talché appunto si chiama federalismo da parte di taluni, semplicemente il decentramento amministrativo si chiama federalismo da parte di qualche altro, una qualche riforma che solo perché è riforma dovrebbe essere federalista. Ecco, queste sono ambiguità, sono insufficienze che appunto non aiutano a affrontare adeguatamente i problemi. Ecco, dovrei proporre pochissime questioni di metodo che valgano a indicare le coordinate al quale appunto il mio intervento vuole riferirsi. La prima questione di metodo deve concernere un problema che peraltro è stato posto adeguatamente da Bachiso Bandino nel suo intervento di presentazione. Lui ha fatto riferimento all'esigenza che il federalismo sia corrispondente all'esigenza di dare una risposta alla individuazione della forma di soluzione politica e costituzionale compatibile con le caratteristiche dei tempi ai quali questa forma si riferisce. Ecco, io cercherò di proporre una soluzione che appunto si riferisce ai tempi moderni, ai tempi in cui si assiste alla contrapposizione tra fautori della globalizzazione, non meglio definita purtroppo, e fautori dell'antiglobalizzazione, tempi nei quali appunto credo che in tema di federalismo ci sia, come ripeto ancora una volta, una grande confusione. Da questo punto di vista vorrei far notare subito che io non mi autoqualifico federalista europeo, io mi autoqualifico anche federalista europeo, io mi qualifico come federalista. Il federalismo per me non può avere un riferimento interno o esterno relativo allo Stato o all'Europa, deve avere un riferimento relativo alla terra nel suo complesso. La terra in tutte le espressioni in cui essa si può articolare. Da questo punto di vista, a prova della mia appunto propensione a evitare le qualificazioni, io, iscritto al Movimento Federalista Europeo, non ho avuto nessuna difficoltà, anzi ho avuto necessità di collaborare col Movimento Nazione Sarda, che si riferiva a un impegno politico-culturale relativo alla Sardegna. Non ho, in altri termini, avuto nessuna difficoltà a partecipare a iniziative politico-culturali che volessero porre il problema del federalismo a partire dalla Sardegna, pur pensando senza soluzione di continuità al problema del federalismo posto a livello dell'Europa e al problema del federalismo posto a livello del mondo. In altri termini, io credo che il federalismo non possa che avere una propensione unitaria, dal quartiere sino all'umanità intera. Evidentemente, rispetto alle condizioni storiche poste, il federalismo può essere ricercato a un livello, all'altro o all'altro ancora. È attuale che il federalismo venga ricercato a livello dell'Europa, a livello della Sardegna. Purtroppo non è ancora sufficientemente attuale a che il federalismo sia ricercato a livello della terra unitariamente considerata, benché ce ne sia enorme bisogno. Benché ce ne sia enorme bisogno. Ecco, questa è la prima considerazione di metodo che volevo proporre all'attenzione.
La seconda considerazione di metodo è il contesto al quale si riferisce la relazione che sto svolgendo. Mi è stato dato un tema preciso, io devo riferire le mie osservazioni al federalismo nella politica e nella cultura europea, se non che questa dizione si presta a qualche fraintendimento da 3 punti di vista. L'Europa è nello stesso tempo l'Unione Europea, il continente europeo, l'insieme degli stati che operano nel continente europeo. Io mi riferirò segnatamente all'Unione Europea, a ciò che avviene nell'ambito del processo di integrazione europea, e cercherò di verificare appunto se nell'ambito di questo processo di integrazione il modello di federalismo che cercherò di definire preliminarmente viene rispettato o non viene rispettato, per rispetto a quali elementi viene rispettato e rispetto a quali elementi non viene rispettato, e cosa si possa fare perché il rispetto concerna tutti gli elementi, se per caso così non avviene sinora. L'ultima questione di metodo alla quale mi voglio riferire è connessa col fatto che l'oggetto della relazione della quale sono stato incaricato di fare la presentazione non ammette un'analisi quantitativa né tantomeno un'analisi statica. Devo trattare argomenti che per loro natura sfuggono alla quantificazione precisa e sfuggono a una considerazione di tipo statico, nel senso che devo parlare di un processo, perché l'Unione Europea è la condizione attuale del processo di integrazione europea. Questa precisazione non è semplicemente professorale, sarà anche questo, ma è una precisazione che tende a evitare illusioni di precisioni millimetriche in termini quantitativi delle argomentazioni che sto per proporre. Non è possibile, almeno per me, e quindi non tenterò neppure di farlo. Detto questo, io intendo per federalismo e intenderò studiare la compatibilità di questa qualificazione rispetto al processo di integrazione europea con riferimento a una soluzione politica che abbia in sé la combinazione di 3 elementi. Un elemento di valore fondamentale, una soluzione che consenta la pace, una soluzione che vada incontro al bene inestimabile della pace, e questo è un elemento. Secondo elemento, la divisione, oltre che orizzontale, anche verticale del potere politico, sulla base del principio di sussidiarietà, sulla base di quel principio che appunto consente di realizzare quanto diceva in precedenza Gianfranco Conto a proposito dell'esigenza che il processo parta dalla base. Il principio di sussidiarietà infatti vuole che si stabiliscono una serie di livelli di potere politico da quello più vicino al cittadino, la base appunto, sino all'intera umanità, affermo, nel quale appunto si prospettino le soluzioni dei problemi politici, lasciando a livello più basso l'insieme di questioni, di prerogative che quel livello può svolgere più adeguatamente di altri livelli, e passando a altri livelli successivamente individuati quelle materie, quelle prerogative che altri livelli possono svolgere meglio. E ovviamente questo passaggio va fatto sempre con la partecipazione del livello più basso, che si poi come dire, proietta via via sui livelli più alti, perché evidentemente la politica è indivisibile, e quindi da questo punto di vista
la soluzione può essere divisa, ma la politica, cioè la partecipazione alla soluzione, deve essere sempre garantita. Questo è il secondo elemento, divisione anche verticale del potere politico secondo il principio di sussidiarietà. E il terzo elemento è la cultura della diversità, cioè la considerazione del diverso dal punto di vista etnico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista ovviamente linguistico, dal punto di vista persino religioso, non come un potenziale nemico, ma come un amico, senza l'avverbio potenziale, senza l'aggettivo potenziale, un amico, salvo prova contraria ovviamente, ma comunque non un potenziale nemico. Allora, il modello interpretativo che userò per verificare se nell'ambito del processo di integrazione europea e quindi dell'Unione Europea esiste federalismo è un modello che vede nel federalismo la presenza, la copresenza di questi tre elementi: pace, divisione verticale del potere politico, cultura della diversità. La pace. La pace è certamente presente nel processo di integrazione europea sin dalla sua origine. Molti dei fautori del processo di integrazione europea avevano ricercato la soluzione al problema di evitare che la guerra fosse possibile in Europa. Il manifesto di Ventotene, che è un documento redatto da alcuni federalisti che poi dettero origine al movimento federalista europeo, è un documento che appunto tende alla soluzione di questo problema. Come sarebbe possibile impedire che stati, i quali hanno dato origine alla prima terrificante guerra mondiale, alla seconda terrificante guerra mondiale che era in corso quando il documento fu scritto, bene, come potrebbe essere possibile evitare che questi stessi stati potessero determinare una terza guerra mondiale, poi una quarta e chissà quante altre? La soluzione, da questi soggetti che poi divennero forti fautori dell'integrazione europea, uno di questi soggetti era Altiero Spinelli, era nell'individuare una soluzione politica federale a livello europeo. Il federalismo, infatti, soprattutto da Kant in poi, ma non solo, ma anche prima, è considerata la teoria politica della pace, la teoria politica che dà la soluzione che impedisce la guerra. Evidentemente questo tipo di impostazione non coincide col mero pacifismo, che anch'esso è un valore evidentemente, ma parlare di pace nel senso di elemento del federalismo non significa semplicemente pacifismo, per quanto questo sia da rispettare, significa qualcosa di più, impossibilità della guerra. Ora, negli stati che poi hanno aderito al processo di integrazione europea, questa verità è diventata sperimentata. Si è potuto sperimentare con certezza, grazie al processo di integrazione europea, che nell'Europa degli stati aderenti all'Unione Europea la pace diventa impossibile. E questo è un processo irreversibile da tutti riconosciuto. Scusate, la guerra diventa impossibile e questo è un processo irreversibile da tutti riconosciuto. Anzi, l'antidoto alla possibilità che scoppino guerre nel continente europeo è l'allargamento dell'Unione Europea a tutti i paesi. E non a caso i veri federalisti sono, pur con le difficoltà, i rischi che la cosa comporta, sono assolutamente d'accordo col fatto che l'Unione Europea si debba allargare a tutti i paesi dell'Europa, a tutti i paesi del mondo, non solo ai paesi dell'Europa, a tutti i paesi del mondo. Ma ora nei processi storici è maturo l'allargamento ai paesi dell'Europa e quindi di questo stiamo parlando.
Il futuro allargamento porterà i paesi aderenti da 15, si suppone, a 20-24. Il successivo allargamento dovrà necessariamente comprendere tutti gli altri paesi del continente europeo. Questo è un programma non solo ipotizzato, ma un programma che esiste sulla base delle domande di adesione all'Unione Europea. Allora, tra questi paesi che hanno originato le terrificanti guerre mondiali, la possibilità di diventare protagonisti malefici di guerre credo che ormai possa essere eliminato, quantomeno con riferimento al continente europeo, o al continente europeo occupato tra virgolette dal processo di integrazione europea. Il secondo elemento è costituito dalla divisione del potere in senso verticale oltre che in senso orizzontale, secondo la caratterizzazione che ho cercato di dare precedentemente. Da questo punto di vista, ciò che è avvenuto nel processo di integrazione europea non verifica il federalismo. Nel processo di integrazione europea, malauguratamente, con riferimento alla realtà che va dal livello più vicino al cittadino sino al livello dello Stato, non in tutti i casi c'è federalismo. C'è federalismo in Austria, c'è federalismo in Germania, c'è federalismo in Spagna, si sta cercando faticosamente di costruire federalismo in Italia, ma non c'è federalismo negli altri paesi. Gli altri paesi in parte sono regionalisti, in parte sono stati unitari, nel senso che non c'è neppure articolazione amministrativa, come invece c'è nel caso degli stati regionali, dove appunto sostanzialmente sia all'interno, per quanto autonomia ci possa essere, sia all'interno di decentramento amministrativo. Mentre c'è federalismo nell'ambito dell'Unione Europea con riferimento al livello che collega gli Stati all'Unione Europea. Nello stesso trattato di Maastricht e quindi nell'attuale trattato generale di Unione Europea il principio di sussidiarietà è adottato formalmente, è presente formalmente e però si riferisce esclusivamente ai rapporti tra Stato e Unione Europea. Nei rapporti tra Stato e Unione Europea vige il principio di sussidiarietà, quindi l'articolazione verticale del potere deve essere lasciato al livello più vicino al cittadino, che è lontanissimo dagli interessi del cittadino, cioè il livello degli Stati, il potere politico di realizzare tutte le attività che possono essere realizzate meglio rispetto al livello dell'Unione Europea. Allora, evidentemente, sulla base di questa constatazione, nell'Unione Europea purtroppo non c'è la divisione verticale del potere in modo completo. Non c'è la divisione verticale del potere per quanto attiene il livello che va dal cittadino sino allo Stato. E questo è un problema che più che riguardare l'Unione Europea, riguarda i singoli Stati, perché sulla base di come il processo di integrazione europea è stato realizzato, evidentemente la materia interna è lasciata precipuamente agli Stati, sino a un certo punto, perché alcune cose si stanno modificando anche in questo contesto. Tant'è vero che nell'Unione Europea esiste il Comitato delle Regioni, nel quale sono rappresentate tutte le regioni europee, che è bensì un organo consultivo, ma comunque è una testimonianza di volontà. In Italia non esiste, per esempio, il Comitato delle Regioni. Per esempio, questo significa che appunto in Europa esiste questa cultura che porta a un'articolazione completa del potere, e però siccome la soluzione, la scelta di soluzione non è di competenza dell'Unione Europea, ma è di competenza dei singoli Stati, sono i singoli Stati, quelli che lo sono evidentemente, carenti in questo senso. Ed è a quel livello che si deve combattere la battaglia per il federalismo.
che è federalismo che deve riguardare appunto i livelli che vanno dal cittadino, come ripeto, allo Stato. Terzo elemento fondamentale del federalismo, a mio parere, la cultura della diversità. La possibilità di sentirsi prima di tutto appartenenti al genere umano, più che allo Stato specifico, ovvero alla comunità specifica. Certamente ciascuno di noi appartiene alla comunità specifica, ma evidentemente questo non gli impedisce di sentirsi appartenente all'intera umanità. Se così avviene, si è portatori della cultura della diversità. Il diverso, colui che la pensa in modo diverso da noi, colui che ha educazione, religione, lingua differente rispetto alla nostra, non è un avversario, non è un nemico. È un altro essere umano, un altro appartenente al genere umano, e in quanto tale va rispettato perché ciò che lui esprime è comunque un valore, perché l'appartenenza al genere umano è un valore, e quindi certamente ci sono anche valori devianti rispetto ai modelli perseguiti, ma la tolleranza propria della cultura della diversità fa sì che si impedisca di considerare il diverso un nemico. È un amico che la pensa in modo diverso da noi, col quale è bene discutere per verificare se per caso non sia lui ad aver ragione. Non mi soffermo su questo, mi riferisco anche da questo punto di vista a quanto diceva Bandino nella presentazione, a proposito appunto della natura di questo convegno. È un convegno che da questo punto di vista è un convegno squisitamente federalista, perché si vuole proporre di ascoltare, di far partecipare, di creare consapevolezze, di creare integrazioni di opinioni. Ecco, questa è la cultura della diversità. E affermo che la cultura della diversità esiste, ed esiste fortemente, sin dall'origine, nel processo di integrazione europea. Sarebbe stato impossibile attivare il processo se non si fosse avuta la cultura della diversità, se i fautori, i padri fondatori del processo non avessero avuto quella cultura. E sarebbe stato impossibile la prosecuzione del processo se appunto non avessero avuto i vari fautori del processo stesso, i vari responsabili del processo, dai parlamentari europei a tutti coloro che comunque hanno manifestato la loro propensione perché il processo si sviluppasse. Sarebbe stato impossibile, senza la cultura della diversità, esserne fautori, esserne a maggior ragione protagonisti. D'altro canto, è certamente vero che l'Unione Europea in quanto tale sviluppa sempre più rapporti con ogni paese in qualunque parte della terra. È noto che sono ben 78 i paesi oggi aderenti alla Convenzione di Lomé. È una convenzione stipulata dall'Unione Europea con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, con stati che sulla base della natura del Trattato di Lomé vengono considerati alla pari, alla quale rispetto a talune materie si riconoscono gli stessi diritti, gli stessi doveri che si riconoscono ai produttori dell'Unione Europea, per esempio a proposito dello zucchero, ma anche a proposito della produzione dei filati o di taluni tipi di filati. E questo si può fare se si ha la cultura della diversità, se no non si fa, perché tutto si potrà dire, ma non che la Convenzione di Lomé sia favorevole all'Europa, sia un ulteriore strumento di sfruttamento che il mondo occidentale riserva ai paesi in via di sviluppo. Tutto si può dire all'infuori che questo. Questa è una verità inconfutabile, dimostrata e accettata da tutti. La Convenzione di Lomé è appunto, direi quasi la cartina di tornasole del grande potenziale di cultura della diversità che sta nel processo di integrazione europea.
Ma d'altro canto l'Unione Europea ha attivato un programma lingue che vuole perseguire la valorizzazione di tutte le lingue dell'Unione Europea. L'Unione Europea ha 11 lingue ufficiali e c'è da credere, anche sulla base di talune risoluzioni del Parlamento Europeo, che queste lingue sarebbero 60, 120, 180 se non ci fossero problemi di costo, di traduzione, di conservazione delle traduzioni. Ma certo si persegue la realizzazione concreta di questa cultura della diversità, e non solo all'interno dell'Europa, ma nel mondo intero, come dimostrano tutti i trattati che l'Unione Europea continua a stipulare con ogni paese in ogni parte del mondo. D'altro canto è noto che chi vuole come dire, avere un rapporto col mondo occidentale cerca di far breccia a passare dall'Unione Europea. Il Parlamento Europeo è considerato nel mondo da tutti la sede più autorevole in cui appunto vengono ascoltati i diritti dei cittadini della terra. E ultima considerazione, è noto che i paesi dell'Unione Europea costituiscono un club, una sorta di club nel quale i diritti umani sono rispettati più che in ogni altra parte della terra. E questa affermazione non ha tema di smentita. Perché questo avvenga evidentemente ci vuole una grande cultura della diversità. Allora, io credo di poter affermare che rispetto al modello di federalismo che ho proposto e che, ripeto, è basato su 3 elementi: pace, divisione verticale del potere politico, cultura della diversità, 2 sono certamente e completamente presenti nel processo di integrazione europea, il primo e il terzo. Il secondo è presente solo in parte e in parte assolutamente inadeguata. È presente per quanto riguarda i rapporti tra Stato e Unione Europea, non è presente per quanto riguarda i rapporti infrastrutturali, dal cittadino sino al livello dello Stato. Questa evidentemente è una grave carenza che inficia nel complesso il modello. Pertanto si può dire che certamente il processo di integrazione europea si informa al federalismo, che certamente lo sviluppo politico del processo di integrazione europea non può che essere uno sviluppo politico federalistico, ma comunque rimane ancora molta strada da fare, soprattutto per quanto attiene i livelli più vicini ai cittadini. D'altro canto, di uno sviluppo politico del processo di integrazione europea c'è non solo crescente bisogno, ma ormai c'è urgenza. Il 1° gennaio entra in vigore pienamente l'unione monetaria, che è una componente dell'unione economica e monetaria. Sarà impossibile una congrua gestione della politica monetaria senza un'evoluzione politica del processo di integrazione europea. Questo fa dire unanimemente che è molto probabile che il processo di integrazione europea avrà nel giro di pochissimo tempo un'ulteriore forte evoluzione di tipo positivo. Malauguratamente per i federalisti senza attributi, purtroppo rimane il problema del completamento della divisione politica del potere. E questo è un problema che, come ripeto, riguarda soprattutto i singoli Stati europei, più esattamente 10 degli attuali 15 Stati europei. È un problema difficile da risolvere, che si deve risolvere pensando appunto all'Europa federale, che si può denominare adeguatamente con la sigla delle regioni e delle autonomie locali.
perché il federalismo si affermerà effettivamente solo nei limiti in cui ci saranno appunto tutti i livelli compiutamente garantiti dall'esercizio del potere politico. E qua devo dire con estrema amarezza, devo fare con estrema amarezza un riferimento a una realtà che riguarda noi sardi. È stato detto giustamente dall'amico Gianfranco Contu che la Sardegna è terra di federalismo, che in Sardegna il federalismo viene da lontano e presumibilmente andrà lontano. Però in Sardegna non siamo riusciti, nonostante il tentativo di qualche assessore pro tempore di qualche anno fa e di qualche presidente pro tempore, presidente della regione pro tempore di qualche anno fa, non siamo riusciti a fare in senso federalistico quello che dipendeva esclusivamente da noi. La riforma della regione con l'adeguato passaggio di poteri dalla regione alle autonomie locali. Questo dipendeva solo da noi e non siamo riusciti a farlo. C'è molto da fare per la formazione del federalismo e dobbiamo fare molto anche noi. Molte cose le possiamo fare e non abbiamo alibi, perché dipendono solo da noi. Perché non le facciamo? Perché non le facciamo? E ripeto per la terza volta, perché non le facciamo? Vi ringrazio e mi scuso.